Je connaissais un peu l'Afghanistan et le Pakistan, j'y suis allée plusieurs fois, j'ai couvert la mort de Benazir Bhutto, j'ai fait d'autres documentaires et beaucoup sur la condition des femmes. Ho fatto tanti documentari in Pakistan e in Afghanistan, dove sono andata quando sono arrivata su zona. Ho fatto la morte di Benazir Bhutto e ho fatto tanti documentari sulla condizione delle donne. Parce qu'évidemment, en Afghanistan, comme vous le savez, les femmes ne vivent pas du tout comme nous vivons. Perché in Afghanistan, come sapete sicuramente, le donne non vivono assolutamente come noi. Pourtant, j'ai découvert l'Afghanistan alors que les Américains étaient présents et avaient apporté la démocratie. Allora che ho scoperto l'Afghanistan quando gli americani erano già arrivati e che erano arrivati con la democrazia. C'était un moment très intéressant où pour la première fois de leur vie, les femmes avaient le droit de vote et votaient. Era un momento molto interessante perché era la prima volta che in Afghanistan le donne potevano andare a votare. Mais malgré tout, la vie de toutes ces femmes était loin de changer, en tout cas pour toutes. Si elle changeait dans les grandes villes, ce n'était pas du tout le cas dans le reste du pays. Allora, la vita di queste donne cambiava un po' nelle grandi città, però nei paesi non cambiava niente. Et lors de mes reportages, j'ai entendu parler d'un mot, c'était bachapoche. Ça voulait dire fille habillée en garçon. E un giorno ho fatto dei documentari e ho sentito parlare di un fenomeno che si chiamava bachapoche, che vuol dire ragazze vestite come uomini. Un de mes traducteurs, une amie, m'a expliqué que c'était une vieille tradition afghane et qu'elle perdurait à la fois dans des villages, mais aussi dans des villes comme Kaboul, et qu'au départ, c'était les familles, les parents qui décidaient qu'une de leurs filles pouvait être un garçon dès sa naissance, souvent pour une question d'honneur, parce que c'est un déshonneur de ne pas avoir de garçon dans une famille, mais aussi pour une question pratique. Il mio traduttore, che era un amico, mi ha spiegato che quel fenomeno dei bachapoche esisteva ovunque in Afghanistan, che sia nelle grandi città come nei paesi, e che era la famiglia che decideva se la figlia diventava una bachapoche, perché è un disonore di non avere un maschio. Ça veut dire que ces filles étaient habillées et éduquées comme des garçons. Queste ragazze erano vestite e educate come dei maschi. Jusqu'à l'âge de la puberté, où là, elles devaient redevenir des filles à part entière. Fino a circa i 12 anni dove queste ragazze diventate ragazzi tornavano ragazze a 12 anni e vivere come delle figlie. Alors aujourd'hui, où la question des genres est abordée de façon un peu plus moderne dans nos pays, en Afghanistan, ce n'est pas du tout le cas. Les genres sont très marqués. Allora, nella nostra epoca la questione del genere nei nostri paesi se ne parla molto facilmente. In Afghanistan il genere rimane il genere, un maschio rimane sempre un maschio e la donna una donna. Et très clairement, quand une petite fille éduquée en garçon doit redevenir une femme, elle perd tout simplement sa liberté. E quando una bambina vestita maschio, quando arriva ai 12 anni, deve tornare donna e là perde tutti i suoi diritti et toute la sua libertà. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est que devenaient ces filles une fois qu'on leur avait dit « arrête de mettre des habits des hommes ». Donc, j'ai décidé de faire un documentaire pour raconter ce qu'étaient devenues ces bachapoches après la puberté. Io quello che mi interessava era di capire che diventava queste ragazze quando un colpo a 12 anni dovevano diventare di nuovo una donna e cosa avevano in mente. E ho deciso di fare un documentario su queste bachapoche quando tornavano donne. Là, j'ai rencontré des filles de 16 ans, 18 ans, qui vivaient une vie de filles
et qui était très malheureuse parce qu'avant, elles jouaient au foot, elles avaient des jeux d'extérieur, enfin, elles avaient une enfance comme nous, on la connaît ici. Mais pour elles, c'était extraordinaire et qui vivaient très très mal le fait de devenir presque des animaux domestiques d'intérieur. Ho incontrato tante ragazze di 16, 17, 18 anni che per loro è stato erano in depressione perché qualche anno prima giocavano a calcio, facevano tutti i giochi e c'era la libertà e d'un colpo erano rinchiuse nelle case e vivevano come gli animali domestici che il cane e il gatto. Et puis, j'ai entendu parler de deux femmes qui avaient refusé de redevenir des filles et qui gardaient des habits d'hommes. Une habitait Kaboul, je l'ai rencontrée et elle est un des personnages du documentaire, et une autre habitait Rost, une province très reculée à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan, et c'était Oukmina. Ho sentito parlare di due Bashaposh che loro non hanno accettato il fatto di ritornare ragazze, donne, e una viveva a Kabul e l'ho filmato per il mio documentario e l'altra viveva a Rost, che è un paesetto alla frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan. Parce qu'évidemment, refuser de se plier à la règle, c'est-à-dire de redevenir des femmes, c'est prendre un risque énorme. Celle qui vivait à Kaboul avait été attaquée par les talibans, mais celle qui vivait à Rost était plus âgée et elle, on parlait d'elle comme d'un héros. Donc ça m'a intriguée. Quella che viveva a Kabul è stata minacciata dai talebani e si nascondeva, e quella di Rost era molto più anziana e tutti ne parlavano come essendo un eroe e dunque l'è interessato di andare a trovarla. Donc je l'ai rencontrée et je me suis rendu compte qu'elle avait effectivement une vie extraordinaire. Et je me suis dit que je ne pouvais pas la mettre dans ce documentaire. Et c'est pour ça qu'elle est devenue l'héroïne de ce livre. E dunque sono andata a Rosto, sono andata a incontrarla e effettivamente aveva una vita straordinaria. E la sua vita era così straordinaria che si è detto facciamo un libro tutti e due. Oukmina, suo nome è Oukmina. Oukmina Manori, quand je l'ai rencontrée, elle a à peu près 45 ans, elle ne connaît pas exactement son âge, et quand je la vois, elle ressemble vraiment à un homme. Quando incontro Oukmina ha circa 45 anni perché non conosce esattamente la sua data di nascita, e quando la vedo mi dico wow, assomiglia veramente a un uomo. Elle est très grande, elle est très costaud, elle parle fort, elle rit fort, elle s'assoit comme ça. Elle est tout l'inverse de ce que doit être une femme en Afghanistan. È all'opposto di quello che deve essere una donna in Afghanistan, parla forte, ride forte, si siede come così, cioè proprio è l'opposto della donna afghana. Et en fait, sa vie, c'est à la fois un autre regard sur l'histoire de l'Afghanistan, puisque Oukmina a combattu avec les Moudjahidines contre les Russes. Elle a dû se cacher quand les talibans sont arrivés au pouvoir et elle est devenue, elle a été élue au conseil de province quand les Américains sont arrivés et ont essayé d'instaurer la démocratie. E sua vita è proprio la storia dell'Afghanistan. Ha dovuto nascondere quando c'erano i talebani. È stata Mujahideen quando c'è stata la guerra con la Russia e poi è diventata consigliere della provincia, è stata eletta consigliere della provincia quando gli americani sono arrivati e hanno provato a mettere la democrazia. Oukmina est née dans une famille très pauvre. C'est vraiment cette histoire. Son père, ses parents avaient perdu 10 enfants. Elle a un frère aîné, et quand elle est née, encore une fille, enfin, ils avaient eu des filles avant, et le père lui a dit « Tu seras un garçon, ma fille ». Donc Oukmina a vraiment été élevée comme un garçon. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'était aussi une question pratique. Parce qu'en Afghanistan, les garçons peuvent sortir sans être accompagnés. Ils peuvent faire les travaux des champs, travailler comme bergers.
Il padre di Ukmina è qualcuno di molto semplice, vivono in un paesetto, lui è contadino e ha un fratello grande, Ukmina, ma i genitori hanno perso 10 bambini. E dunque quando Ukmina è nata, il padre gli ha detto: guarda, sarai un uomo, figlia mia. Et donc Oukmina a passé sa jeunesse à jouer avec les garçons, à courir dans les champs, à faire des travaux très physiques, à accompagner sa mère au bazar, au marché. Elle a grandi comme un garçon, et ses copains étaient aussi bien des filles que des garçons. Et elle n'était pas la seule dans le village à être bachapoche, c'est assez courant. E dunque lei ha avuto una vita di libertà totale, correva nei campi, andava a fare le spese con sua mamma, frequentava i bambini e le bambine e si poteva godere la sua vita tranquilla. Et un jour, elle ne comprend pas, son père, un peu furieux, lui dit: bon, maintenant ça suffit, il faut que tu enlèves le chaloir camise, hein, qui est l'uniforme des garçons, et tu vas t'habiller comme une fille, tu vas mettre un voile. E nel paese c'erano altre Bashaposh e un giorno, quando circa verso i 12 anni, il padre è venuto a trovare Ukmina e gli ha detto: guarda, adesso basta, devi ritirare il vestito di uomo e metterti il velo e stare a casa. Mais elle refuse, elle ne comprend pas, elle n'a pas envie d'avoir cette vie de fille. Elle a vu ses autres amis qui petit à petit en fait mettaient le voile, étaient enfermées, ne pouvaient plus sortir seules parce que dès 12 ans, c'est fini. À partir du moment où les filles sont pubères, c'est terminé. Il faut qu'elles grandissent comme des femmes. D'ailleurs, quelques années après, elles sont mariées. E lei si rifiuta, dice no al padre perché vedeva tutte le sue amiche e le altre Bashaposh che avevano un velo, stavano a casa rinchiuse e qualche anno dopo erano tutte sposate. Alors le papa convoque l'imam, le mollah. Allora il papà chiede un aiuto all'imam, al mollah. Et le mollah, évidemment, la culpabilise, lui dit qu'elle insulte Allah, que c'est pas du tout islamique de faire ça, qu'une fille doit se comporter comme une fille, qu'il n'y a pas d'autre choix. Il mollah gli dice: guarda che Allah non lo sopporta, è un'offesa per la tua religione, per l'Islam, e tu, una bambina è donna, e basta, appunto, e basta. Mais elle réussit malgré tout à gagner quelques années. Pour elle, elle pense que c'est parce que finalement son père trouvait ça assez pratique. Finalmente riesce a guadagnare qualche anno perché, secondo Ukmina, il papà trova che è abbastanza pratico perché aiuta, essendo... Et arrive l'invasion des Russes. Donc là, elle va rejoindre en fait les Moudjahidines, donc ceux qui combattent les Russes, qui se réfugient dans la montagne. Et elle va tout faire, son rêve, c'est de porter une arme. Parce qu'en fait, elle s'identifie à l'identité masculine afghane. E i russi arrivano e lei va a combattere contro i russi e diventa Mujahideen. E il suo sogno finalmente è di avere un'arma, perché avere un'arma era una cosa maschile e dunque era contenta. J'ai oublié de dire qu'elle vient de la tribu des Pashtuns. Les Pashtuns en Afghanistan, c'est vraiment une tribu très traditionnelle où justement les genres sont très marqués. Mi sono scordata di dirvi che lei è Pashtun e le Pashtun è una comunità che è molto molto tradizionale e che è rigida e che un uomo, una donna, una donna. D'ailleurs, elle le dit, un homme, c'est quelqu'un de brave et cruel, une femme, c'est quelqu'un de bon et faible, et elle y croit. E dice che un uomo è uno crudele e che è forte e crudele, e che una donna è debole e c'ha bontà, è debole ma anche ha la bontà, e che lei ci crede sul serio a quella distinzione tra uomini e donne.
Et elle pense qu'elle a fait la synthèse entre la force et la bonté. E lei è contenta perché dice che fa la sintesi tra la forza e la bontà. Pendant en fait la guerre contre les Russes, elle a finalement réussi à combattre. On lui a même donné une Kalachnikov qui marchait pas très bien, dit-elle. Mais c'est pour ça qu'elle a gardé cette habitude d'avoir toujours un revolver sur elle. C'est pour elle, voilà, elle a gagné le droit d'être un homme grâce à ce revolver. Quand je l'ai rencontrée, elle avait un revolver. Durante la guerra dunque contro i russi, è stata una combattente, aveva anche la Kalashnikov, e ok, non funzionava molto bene la Kalashnikov, però ha avuto il diritto di avere un'arma e lei quando l'ha conosciuta, come après toujours tutta la sua vita, ha sempre l'arma, ha sempre il revolver in tasca. Et donc après, elle a été respectée, c'est-à-dire que elle était devenue une moudjahidine, elle avait combattu contre les Russes, elle avait aidé ses alliés, ses anciens copains du village à résister. Et donc elle pensait qu'enfin elle allait pouvoir continuer à vivre sa vie telle qu'elle le voulait, sauf que les talibans sont arrivés peu de temps après. Aveva vinto il rispetto perché tra l'altro aveva aiutato i suoi amici del paese a combattere i russi e ha avuto anche una medaglia per il suo investimento nei Mujahideen. E dunque lei quando è tornato nel paese dopo la guerra si è detto vabbè, adesso non c'ho più problemi, però li ha avuti perché qualche mese, anno dopo, sono arrivati i talebani. Et là, en fait, ça a été la période la plus terrible pour elle, parce qu'à la fois ne pouvait vraiment pas être une femme, elle ne supportait pas de mettre une burqa, d'être une invisible, comme elle disait, et en même temps, elle ne pouvait pas être un vrai homme, parce que sous les talibans, les hommes devaient porter une barbe, et elle ne pouvait pas avoir de barbe. Lei ha iniziato un grosso problema che quando i talebani sono arrivati lei non sopportava di mettersi la burqa e se voleva essere un uomo aveva una cosa difficile che bisognava avere la barba, che anche se assomigliava a un uomo la barba non si poteva avere. Et donc, sa technique, c'était de dire, ok, je vais montrer que je ne suis pas une femme, c'est-à-dire que je vais les regarder droit dans les yeux. Je ne baisserai pas les yeux, parce qu'une femme baisse les yeux. Mais ça n'a pas toujours marché. On a fini par remarquer qu'elle n'était pas vraiment un homme. Dunque la sua tecnica era di dire io guardo sempre negli occhi, diritto negli occhi, perché una donna in Afghanistan non guarda mai un uomo negli occhi e io la guardo negli occhi, però non ha sempre funzionato. On est venu la prévenir qu'elle pourrait être dénoncée, donc elle s'est terrée, elle s'est enfermée chez elle, mais elle n'a pas, comme elle dit, renoncé à renoncer. Enfin, je veux dire, elle a... Voilà. E un giorno qualcuno è arrivato e gli ha detto stai attenta che i talibani ti hanno sott'occhio e sei in pericolo. E dunque lei si è racchiusa a casa sua, ma non ha cambiato niente, e ha detto io non rinuncio, non rinuncio a rinunciare. Non mi rassegno. Je vais accélérer un petit peu. Ouais. Ensuite, les Américains sont arrivés. Donc, on voit que pendant les talibans, être ni un homme ni une femme était un problème. Mais quand les Américains sont arrivés, alors là, c'est devenu un énorme avantage. Allora, quando c'erano i talibani era veramente un problema perché non si poteva essere sia donne che uomini. Invece, quando gli americani sono arrivati, è diventato un vantaggio pazzesco. Parce que là, on connaissait sa réputation et on lui a dit, voilà, on veut donner des droits aux femmes. On va bientôt organiser des élections et on veut que les femmes votent. Et donc, il va falloir que tu ailles dans toutes les maisons pour convaincre les femmes de voter. Et là, elle a dit, mais c'est pas possible. Les femmes ici, elles sont habituées à se taire. C'est impossible qu'on les mène au vote. Et on dit, mais justement, il n'y a que toi qui peux les convaincre parce que tu as la force, le charisme d'un homme, et tu vas pouvoir entrer dans les maisons et leur parler. E dunque quando gli americani sono arrivati sono andati a trovarla e gli hanno detto guarda che noi
stiamo organizzando delle elezioni e le donne devono venire a votare. E dunque tu ci devi aiutare a far venire tutte le donne per votare. E lei ha detto, ma è impossibile, le donne sono state abituate a tacere, non parlano, non hanno idee. E gli hanno detto, guarda, è il tuo compito, perché tu puoi entrare in tutte le case essendo anche donna. Mais elle a accepté la mission. E ha accettato la missione. Et elle est allée dans toutes les maisons du district. Elle dit qu'il y avait à peu près 200 000 femmes. È andata in tutte le case della provincia e c'erano all'epoca 200.000 donne in quella provincia. Et elle a réussi à faire venir dans les conseils de village, qui n'étaient réservés qu'aux hommes, E è riuscita a far venire nei consigli di paese, che erano riservate solo ai uomini, 150 femmes 150 donne sur les 200 000. sui 200.000. Mais elle était très fière. Però era molto orgogliosa, era molto contenta. Et elle me dit, bon, la plupart étaient veuves, c'est elle qui s'est venue. Diceva, vabbè, quasi tutte erano vedove, per quello che sono potuto venire. Hukmina a beaucoup d'humour. Hukmina a tanto humour. Et puis, elle leur raconte très bien cette émotion du vote, la première fois qu'elle a voté, où elle s'est inscrite, elle a voté du côté des hommes. E racconta benissimo questa emozione che ha sentito al momento del voto, e quando è andata a votare, Hukmina ha scelto di andare a votare verso il lato dei uomini. C'est presque au moment de la démocratie du vote qu'elle a fait son vrai choix. È quando c'è stata la democrazia e il voto che finalmente ha scelto tra donne e uomini e si è sentita uomo. Elle raconte aussi comment il y avait si peu de monde du côté des femmes et qu'on les invitait à aller voter derrière le bâtiment et qu'elles se cachaient. C'era proprio poche donne, e dunque le donne che arrivavano dovevano nascondersi dietro il palazzo. Mais en même temps, la joie qu'il y avait et la fierté de ces femmes. Ma quelle donne che sono venute a votare erano molto erano felici anche e fiere. Et ensuite, on lui a proposé d'être élue au conseil de province. Et là, elle s'est dit, en fait, c'est ça le sens de ma vie. Le fait d'avoir été à la fois un homme et une femme, ni un homme ni une femme, d'avoir su tirer le meilleur des deux à chaque fois. En fait, ce que je veux, c'est défendre le droit des femmes et améliorer la condition des femmes. Donc, je vais être élue pour ça. E là gli hanno proposto di presentarsi alle elezioni e ha detto sì, perché per lei era l'ultima tappa verso queste domande che si faceva: sono un uomo, una donna, sono tutte e due, e alla fine voglio lottare per i diritti delle donne. Elle a été élue et comme elle dit, avec aucun argent, parce qu'elle a découvert qu'en politique, en Afghanistan comme ailleurs, on pouvait aussi acheter les voix. È stata eletta e, come dice, con zero soldi, perché in Afghanistan, come ovunque nel mondo, la politica bisogna sempre di avere un po' di soldi, e in Afghanistan anche a comprare i voti, però lei è stata eletta senza aver dovuto comprare dei voti. Et une de ses plus grande fierté, et ce qui montre aussi qu'elle a un incroyable destin, c'est que Hukmina, qui est une fille d'une famille très pauvre, je ne l'ai pas dit, mais qui ne sait ni lire ni écrire, a été élue au conseil de province et a rencontré à ce titre Hamid Karzai. E dunque questa Hukmina, che non sa né leggere né scrivere, che viene da una famiglia molto povera, è stata eletta e dunque ha incontrato Hamid Karzai. Et elle raconte, il y a 300 personnes dans un immense salon. Tout le monde est assis, évidemment, il y a surtout des hommes et une poignée de femmes. E arriva in una grandissima sala, un salotto, dove ci sono 300 persone, quasi tutti sono uomini, qualche donne. Elle dit, je ne sais pas trop où me mettre. Non sa dove andare, se andare con le donne o con gli uomini. Et finalement, elle se met avec les Pashtuns parce que chacun s'est rangé avec sa tribu. Alla fine va con la sua comunità, i Pashtun. Et les Pashtuns sont très sûrs d'eux puisque Hamid Karzai est Pashtun.
E i Pashtun sono molto felici e orgogliosi perché Hamid Karzai è Pashtun. Et lui, il arrive et il va serrer la main de chaque conseiller de province, de 300 personnes. E Hamid Karzai arriva e va a trovare ognuno, le 300 persone. Et quand il arrive devant elle, E quando arriva davanti a lei, il la regarde et il lui dit: est-ce que je dois vous appeler madame ou monsieur? la guarda e gli dice: ma le devo chiamare signora o signore? C'est vrai qu'il y a un doute, parce que le physique de Mina, elle a un turban sur la tête, elle s'habille comme un homme, mais quand on voit son visage, il est imberbe, et en général en Afghanistan, même en dehors des talibans, les hommes ont des barbes. È vero che il dubbio si può avere perché, ok, c'ha il vestito di uomo, c'ha il turbano, però non c'ha la barba. E anche quando non si è talibano, in Afghanistan spesso gli uomini hanno la barba. Donc elle raconte qu'elle a dit à Hamid Karzai: comme vous voulez. E dunque racconta che quando Karzai gli fa dunque la domanda siete signora o signore, e lei dice come vuole lei. Et il a répondu quoi? E cosa ha risposto? Ha risposto, et il a dit monsieur. Signore. Et elle dit: il a vu en moi. Dice ha visto in me stesso. Mais à l'âge de 40 ans, elle a quand même une culpabilité. Elle se dit, on m'a dit toute ma vie que j'offensais Allah avec ce que je faisais. Mon père, quand il est mort, m'a fait promettre que je demanderais pardon à Allah et qu'il fallait que je fasse le pèlerinage à la Mecque. Però a 40 anni aveva quella culpabilità di offendere Allah, e quando suo padre è morto, sul letto di morto, ha fatto promettere a sua figlia, no, non so, sa figlia o son fils, cioè Ukmina, di andare a fare il pellegrinaggio alla Mecca per chiedere scusa a Allah. Donc elle fait le pèlerinage à la Mecque. Elle est obligée de convaincre son frère parce qu'elle va devoir faire une carte d'identité, passer des contrôles, et là, elle est une femme. Et donc elle est obligée, parce qu'elle est une femme, d'être accompagnée par un homme. Donc son frère, donc ça coûte cher, donc il faut vendre des terres, c'est très compliqué. E dunque per andare a fare quel pellegrinaggio per la prima volta lei deve fare le foto d'identità, avere il passaporto e dunque fare la scelta, e lei quando si fa il passaporto è una donna e dunque non può andare da sola a fare il pellegrinaggio, dunque deve chiedere a suo fratello di accompagnarla. Però costa caro, dunque vendono delle terre e si organizzano per andare a fare il pellegrinaggio. Et donc, ils arrivent à la Mecque et pour la première fois, elle va porter le voile. Elle est obligée. Arrivano alla Mecca e per la prima volta porta il velo. Mais elle s'était fait une promesse. Si je reçois un signe de Allah qui me dit que je dois redevenir une femme, je le ferai. Però si era fatto una promessa. Aveva detto, quando arrivo, se Allah mi fa un segno, quando gli chiedo scusa, perdona, se mi fa un segno, ok, ritornerò donna. Donc, quand elle me raconte ça, on est en 2011. Dunque, quando mi racconta questo, siamo nel 2011. Elle est comme ça, elle me dit. E seduta così. Et je n'ai reçu aucun signe. E gli dice, e non ho ricevuto nessun segno. Voilà, ça la raconte aussi cette femme qui est donc illettrée. Son rêve a toujours été de savoir lire et écrire. Elle n'a jamais eu l'occasion parce que c'est l'histoire de l'Afghanistan, elle est née pauvre, il y a eu la guerre et encore des occupations et des guerres, etc. Donc elle n'a jamais pu apprendre, mais elle a appris tellement de la vie. C'était une grande leçon de vie pour moi de la rencontrer. Per Stefania è stata una grande lezione di vita e di incontrarla, perché Ukmina non sa leggere, non sa scrivere, è molto, cioè vive in un paesetto, ma tutte le sue esperienze che ha vissuto, le guerre, le invasioni, ha fatto di lei una donna straordinaria. A proposito di questo, proprio perché scrive il libro, Ci siamo dimenticati una delle parti.
Com'è stato scrivere il libro? Perché un'autobiografia la persona lo scrive direttamente, no? Invece tu hai dovuto raccogliere la sua testimonianza e poi scrivere un libro da parte sua. Alors, je l'ai revue parce que donc, je l'avais vue une première fois et ensuite on s'est revus. Elle est venue à Kaboul et on s'est vu pendant 8 jours où on a parlé toute la journée avec un interprète parce que Oukmina ne parle que le pashto, elle ne parle pas l'anglais. Donc il fallait que ce soit traduit du pashto à l'anglais et moi ensuite je remettais ça dans des mots français. Si sono viste a Kabul, si erano viste durante il documentario e poi si sono viste 8 giorni a Kabul con il traduttore amico perché Oukmina non parla solo Pashtun, non parla l'inglese. Elle ne parle même pas le dari, qui est la langue du reste de l'Afghanistan, notamment à Kaboul. Non parla neanche il dari, che è la lingua dell'Afghanistan. Et donc, pour écrire un livre à la place, pour être dans la tête de Oukmina, il fallait vraiment heureusement, j'avais quand même une connaissance de l'Afghanistan parce que je voulais aussi y mettre des paysages, des saveurs, des odeurs que j'aime beaucoup parce que j'adore ce pays. Mais il fallait aussi le raconter avec des mots simples qui sont les mots de Oukmina. Sì, per me è stato un po' il fatto di dover essere nella testa di qualcuno che non mi assomiglia assolutamente, è stato anche una buona cosa perché io conosco molto bene l'Afghanistan e adoro quel paese, i sapori, i paesaggi. E il fatto di conoscere bene il paese mi ha tanto aiutato per poter mettermi nella mente come potevo mettermi nella mente di Oukmina. Il fallait aussi retranscrire son humour, sa vision de l'histoire, sa vision des gens. Dovevo anche lavorare sul suo senso dell'umor, la visione della gente, sans mettre, moi, ma vision d'occidentale qui est évidemment à l'opposé. E scordarmi la mia visione di donna occidentale che è ovvio è all'opposto. Par exemple, Oukmina pense toujours que les femmes sont faibles. C'est pas ce que je pense. Per esempio, Oukmina pensa ancora sempre che le donne sono deboli e io non lo penso assolutamente. Et les hommes ne sont pas tous cruels, n'est-ce pas? E gli uomini non sono tutti crudeli. Mais c'est sa vision des choses et en même temps, cette vision est intéressante parce qu'elle montre à quel point la notion de genre est culturellement construite. Però è una cosa anche molto interessante perché mostra che in questo paese la questione del genere è molto molto iscritto nella gente, nella cultura. Et ce qui était intéressant aussi, c'était la vision des femmes occidentales. E quello che era molto interessante anche di vedere che la visione che Oukmina aveva delle donne occidentali. Parce que Oukmina a eu la chance, et c'est la seule fois où elle est sortie de son pays, elle a été invitée aux Nations Unies pour la journée du 8 mars, pour élire la femme la plus courageuse du monde. Perché ha avuto una fortuna, Oukmina è l'unica volta che è uscita dal suo paese, è stata invitata a New York all'ONU per l'8 marzo, perché volevano dare un premio alla donna più coraggiosa al mondo. Non ha vinto. Et elle n'a pas du tout aimé les femmes occidentales. E non gli è assolutamente piaciuto le donne occidentali. Elles parlent tout le temps, Parlano sempre, elles sont fatigantes. sono fatigante. Et elle me posait toute cette question, mais alors, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous êtes lesbienne? E mi fanno tutte le stesse domande, ma poi l'amore è lesbica? Et moi, je ne sais pas ce que c'est. E io non so neanche cosa sia. Je ne connaissais pas cette notion. Non conoscevo neanche la nozione di essere. Et quand on m'a expliqué, j'ai dit, mais quelle horreur! E quando mi hanno spiegato ho fatto, ma no, ma che schifo! Parce que Oukmina, elle raconte que son choix de vie, ça a été le choix de vivre librement,
mais que ça a eu un prix, et c'est le sacrifice de l'amour, le sacrifice d'avoir de l'amour de quelqu'un d'autre, un homme en l'occurrence, de l'amour des enfants. Elle dit du coup qu'elle déteste tous les enfants, ça tombe bien, et qu'heureusement elle a ses neveux, ça suffit. E lei ha fatto una scelta che era la libertà e che dunque ha sacrificato l'amore, l'amore di un uomo, perché per lei l'amore è per un uomo. E dice anche che odia i bambini tranne i suoi nipoti, meno male perché... Et donc, c'est vraiment une question qui est importante, que je lui ai posée souvent. Je lui dis, mais, et que tout le monde lui pose, est-ce que tu n'as pas de regrets parce que tu es ça, Elle dit, je n'ai jamais dit je t'aime et personne ne m'a jamais dit ça. Dice, io non ho mai detto ti amo e mai nessuno mi ha detto ti amo. Et en même temps, elle dit, nous les Pashtuns, ça fait bien longtemps qu'on a oublié de dire je t'aime parce que tout ce qu'on a vécu, tanto noi Pashtun abbiamo dimenticato cosa vuol dire ti amo, perché quando, con tutto quello che abbiamo vissuto, même s'il y a des grands poèmes, elle me cite des vers de grands poètes afghans magnifiques qu'elle connaît et qui parlent d'amour. Elle dit ça, c'était il y a très longtemps. Anche se conosce molto bene la poesia Pashtun e che è anche capace di recitare dei versi di poemi. Mais comme elle est très orgueilleuse, elle dit qu'elle a eu raison, que de toute façon, elle raconte ce truc, elle dit, quand j'étais petite, il y a un chien qui est entré dans ma chambre, qui est venu sur mon berceau et qui a mangé la part de moi, de ce que je pouvais avoir de sentimental et aussi de sexualité, même si elle n'emploie jamais ce mot. E dice, quando è molto orgogliosa e racconta che quando era piccola un cane è arrivato sulla culla dove lei era una bimba, nella culla, e il cane è arrivato e ha mangiato tutto quello che era sentimentale e anche la sessualità, anche se non usa mai quel termine. Et elle dit que ça aussi, ça l'a rendue libre. E che anche questo l'ha reso libera. Mais au final, elle sait qu'elle est très seule. Ma alla fine sa che è sola. Et il y a quelque chose qui l'embête un peu, c'est qu'elle sait que quand elle mourra, elle sera enterrée selon la tradition musulmane avec un voile sur le visage, comme on fait pour les femmes, alors que les hommes n'en ont pas. E c'è qualcosa che non gli piace, che sa che quando morrà avrà il velo sul viso, secondo la tradizione musulmana, allora che gli uomini non c'hanno niente sul viso. Bellissimo. Però tu hai raccontato che è anche una persona molto ironica, che ride molto di se stessa. Infatti c'è la scena nell'ascensore, quando sta andando per appunto il premio dell'ONU, no? E si guarda allo specchio e quindi forse non è abituata a vedersi allo specchio. Ecco, l'impressione, qual è l'impressione che ha avuto? Ça revient sur le fait de comment écrire ce genre de biographie. Parce que quand je dis à Hukmina comment tu te décrirais, elle éclate de rire. Elle dit, mais moi, je ne me regarde jamais dans la glace, de toute façon, je suis affreuse. Mi fa pensare al fatto di come scrivere, come ho fatto per scrivere quel libro, perché quando dicevo a Hukmina, ma dimmi, come ti descriveresti? E lei dice, no, ma io tanto non mi guardo neanche mai nello specchio perché sono bruttissima. Et donc, ça, c'est une scène que j'ai imaginée, où justement, avant d'aller aux Nations Unies, elle est dans l'ascenseur avant d'aller parler, et en fait, elle se voit, et c'était une façon de la décrire. Questa è una scena che ho immaginato, è l'unica scena che ho immaginato all'inizio perché dovevo descriverla, e dunque quello specchio era il miglior modo per me di fare quella descrizione di lei, perché non ha mai voluto descriversi, tranne dire che era brutta. Mais les mots que j'ai mis
quand elle se regarde dans la glace, c'est vraiment les mots qu'elle a eus pour se décrire. Ma le parole che vi faccio dire, che dice, io sono persa, che dice nel libro, sono le sue parole, le vere parole che mi aveva detto quando siamo parlate, per sapere come ti descrivi. Quindi praticamente lei comunque non si è mai pentita di questa scelta, è diventato un personaggio, diciamo, di riferimento per il suo paese. Dover rinunciare appunto alla famiglia, sposare un uomo, infatti lo dice nel libro, io non mi sposerò mai, non voglio dei bambini. Non, elle dit que de toute façon, elle ne peut pas regretter parce que c'était une évidence qu'elle n'aurait jamais pu vivre différemment. Dice che tanto lei non aveva quella scelta perché non avrebbe potuto vivere diversamente. Et là, ça me rappelle en fait les autres bachapoches que j'ai rencontrés pour le documentaire. E le altre bachapoche che Stefania ha incontrato per il documentario. J'ai vu ces filles qui avaient grandi comme des garçons, qui avaient joué au football avec des garçons, et tout s'arrête le jour où on leur dit c'est terminé, tu dois être une fille. E dunque tutte queste donne, cioè bambine che d'un colpo hanno dovuto fermare la loro vita, smettere di giocare a calcio con i maschi, smettere di fare i giochi con i maschi e stare a casa col velo. Mais quand j'ai fait le documentaire à Kaboul, j'ai rencontré des filles qui avaient été bachapoches et qui, du coup, voulaient continuer notamment à jouer au foot. Et elles le pouvaient, elles allaient jouer au foot dans des terrains qui étaient dans la zone américaine, protégés dans la zone américaine. C'était le seul endroit où elles pouvaient jouer au foot. Dunque, quando incontrai quelle bachapoche a Kabul, quelle che volevano giocare a calcio andavano nella zona americana nascondendosi, e così nella zona americana le ragazze potevano giocare a calcio. E questa decisione appunto di cambiare poi ai 12 anni, di solito l'età era 12 anni, no? Sì. Ecco, bisogna essere veramente determinati a 12 anni per dire no, io voglio continuare a essere uomo. E sarebbe molto più semplice convincerla, una ragazza molto giovane di 12 anni, tu adesso ti metti il velo e ti comporti da donna. Invece lei è stata molto determinata. C'est vrai. D'ailleurs, Okina, elle dit je n'ai pas été élue la femme la plus courageuse par les Nations Unies, mais je sais que je suis la femme la plus courageuse d'Afghanistan. È vero, quel carattere Okina l'ha sempre avuto, perché quando è andata a New York e che non ha vinto il premio, ha detto a Stefania: guarda, io non sono stata eletta la donna la più coraggiosa del mondo, però fa niente perché io so che sono la donna più coraggiosa del mondo, di Afghanistan. Et elle dit, je lui ai posé la question, est-ce que tu pourrais dire à une petite fille, il faut que tu continues si tu n'as pas envie de redevenir une fille? Elle dit non. E Stefania gli aveva chiesto: ma tu, se conosci una bachapoche, è una bambina di 12 anni che ti dice io non ho voglia di tornare donna, tu potresti convincerla di non cambiare, di tenere? E mi ha detto no, perché è troppo difficile, è troppo dura. Il faut beaucoup de courage. Bisogna troppo coraggio, tanto coraggio. Mais ce que moi j'ai vu ces dernières années en Afghanistan, c'est qu'au final, des filles et des femmes avaient pu accéder à une éducation et avaient pu finalement se réaliser sans avoir besoin de se cacher sous des habits d'hommes. Mais comme vous savez, tout Io est arrêté. questi ultimi anni in Afghanistan, quando ci andavo, ero contenta perché vedevo che c'era la possibilità per quelle donne di avere una certa libertà senza aver bisogno di essere bachapoche. Però da un anno la storia è diversa, tutto è chiuso. En Italie, en France, comme beaucoup de pays, beaucoup de gens sont arrivés il y a un an d'Afghanistan après la chute de Kaboul. Moi, j'ai des amis qui sont arrivés. Je les ai vues dans les rues de Paris. Elles ressemblaient à n'importe quelle femme jeune, heureuse, épanouie. Elles étaient journalistes, photographes en Afghanistan. Et aujourd'hui, elles vivent en exil et elles ne sont plus rien.
In Italia e in Francia ne abbiamo visti parecchi per le strade degli afghani immigrati che sono arrivati l'ultimo anno. E io ne conoscono tanti, erano giornalisti, fotografe, e quando li vedo queste donne afghane sono come noi, però non sono più niente. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, de nouveau, pour une petite fille en Afghanistan, si elle veut vivre ses rêves, elle devra elle aussi s'habiller comme un homme. E oggi per una bambina in Afghanistan, oggi siamo tornati anni prima, perché se vuole vivere dei suoi sogni, se vuole realizzare i suoi sogni, deve di nuovo diventare un basciapoche e portare i pantaloni. Rien n'avance. Niente va avanti. Allora tu continui naturalmente nella tua professione, continui ad andare insomma un po' in giro. Le ultime notizie che hai di Hukmina? C'est très difficile de maintenir le lien avec Hukmina. Hukmina, elle habite à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, une zone qui est très dangereuse depuis longtemps. C'est très difficile d'avoir des laissez-passer pour y aller, donc je n'y suis jamais retournée. È molto difficile di avere un legame con Hukmina, perché dobbiamo capire che vive in un paese che in una zona molto molto pericolosa e che adesso non si può più andare, che è proprio alla frontiera afghana e pakistanese. Et quand le livre est sorti en France, la version française, la maison d'édition voulait l'inviter, mais elle a refusé, ça ne l'intéressait pas. Et de toute façon, je ne suis pas sûre qu'elle aurait eu un visa. Quando il libro è uscito in Francia, era 10 anni fa, la casa editrice ha voluto invitarla, e quando Stefania ha chiesto a Hukmina, dai, vieni a Parigi, ha detto no, perché prima di tutto non interessava, e poi è vero che avere il visa francese sarebbe stato difficile. Elle dit, ma mission, elle est ici en Afghanistan, elle n'est pas ailleurs, je suis déjà allée aux Nations Unies, ça ne m'intéresse pas. Dice, la mia missione si svolge qui nel mio paese, sono già andata una volta in America, non mi è interessato assolutamente. Et pour communiquer, je ne peux pas envoyer des mails puisqu'elle ne sait pas lire, donc je dois passer par le traducteur qui envoie un message. E ensuite, per comunicare con lei, tanto non si può comunicare via mail perché non sa leggere, dunque di solito facevamo così, io chiamavo il traduttore che gli mandava dei messaggi vocali in Pashtun. Donc on a fait ça pendant plusieurs années, on a réussi. Per qualche anno avevamo fatto così e ci sentivamo via il traduttore. Avec tout ce qui s'est passé depuis un an, je n'y arrive plus. E da un anno non ci riusciamo. Le traducteur est parti. Il traduttore è andato via di Afghanistan. Et donc je n'arrive plus à avoir le lien. Peut-être j'en retrouverai un autre avec elle. E per il momento non riesco a avere il legame con lei. Spero trovare un'altra via per poter ricominciare la comunicazione. Et pourtant, je me demande ce qu'elle devient, puisque de nouveau, être un homme ou une femme è compliqué. E però mi faccio questa domanda e mi interessa, perché di nuovo oggi essere una donna o un uomo è molto diverso, e essere una donna è diventato complicato. Elle pense que son statut d'être à la fois une ancienne moudjahidine, mais aussi d'avoir fait le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, peut la protéger. Parce qu'elle est vraiment considérée comme un héros en Afghanistan, surtout dans sa région, dans son district, mais jusqu'à quand, on ne sait pas. Nella sua provincia è considerata e vista come un eroe perché è stata dunque combattente e ha fatto il pellegrinaggio, dunque il Hajj alla Mecca, però i talebani sono misteriosi e non si sa quanto tempo sarà protetta dal suo... protetta, appunto. Nella prefazione del libro, quando tu decidi di scrivere il libro sulla sua vita, sulla sua storia, lei ti ha fatto una domanda.
Ti ha chiesto, ma veramente sei interessata? Trovi la mia vita davvero così interessante? Però in fondo lei sapeva già che era interessante la sua vita. È una domanda un po' ironica, perché secondo me lei era già sicura di essere un personaggio e di essere comunque una figura importante nel suo paese, quindi era anche orgogliosa del fatto che una scrittrice appunto si interessasse a lei e scrivere un libro, no? Oui, oui, tout à fait, parce que c'était déjà une personnalité politique. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont élues au Conseil des provinces, qui ont rencontré l'ancien président de la République islamique d'Afghanistan. C'est une personalità. Lei sapeva effettivamente che era una personalità perché ci sono pochissime donne elette dai consigli provinciali e poi ha anche incontrato il presidente della Repubblica Afghana, Hamid Karzai. Qu'elle a aussi travaillé avec les Américains. Ha lavorato anche con gli americani. Donc elle a des responsabilités politiques, mais elle était là, qui va s'intéresser à ma vie, et en même temps, on a passé des heures, elle ne voulait jamais s'arrêter le soir de parler et de raconter. Diceva, ma chi se potesse interessarsi alla mia vita, ma sei sicura? Però quando si sono trovate fino a tardi la sera parlava, dopo le 8 voleva continuare, parlava, non smetteva mai di chiacchierare, di raccontarsi. On allait déjeuner le midi dans un restaurant, elle continue de parler, de raconter sa vie. Elle ne sait pas lire et écrire, mais elle a une mémoire de chaque moment de sa vie. A pranzo parlava e non sa leggere né scrivere, però c'è una memoria di tutto. Et avec le traducteur, on a beaucoup rigolé. E col traduttore proprio abbiamo fatto qualche risata, tante risate. Le seul problème, c'est qu'elle pensait qu'elle gagnerait beaucoup d'argent avec le livre. L'unico problema è che pensava che avrebbe guadagnato tantissimi soldi con il libro. Elle savait quoi en faire, elle voulait construire des écoles, elle voulait amener l'électricité dans son village. Il n'y a toujours pas d'électricité. Lei voleva, con questi soldi, voleva costruire le scuole, mettere l'elettricità nel paese, perché ancora oggi non c'è elettricità. Comme tous les gens qui ont franchi des montagnes, elle est un peu mégalo. È un po' megalomane. Vede in grande, dice, se sì, vede tutto in grande, io qualcosa, cambio qualcosa. Sono stata combattente. Oh. Elle veut changer son pays. Bon, elle a été un petit peu déçue car, comme vous le savez, un livre rend pas riche. È stata un po' delusa perché il libro, come lo sapete tutto, il libro non è non vi rende, non rende ricco. Mais je suis sûre qu'elle serait très, très fière de savoir que ce soir on parle d'elle, de savoir qu'à travers elle on parle de son pays et des femmes de son pays. Et j'en profite pour remercier le festival de nous avoir invités. Ma sono sicura che se fosse qui stasera sarebbe molto molto fiera, perché non solo di parlare di lei, ma soprattutto di poter così parlare delle donne del suo paese, delle donne afghane. E ne approfitto per ringraziarvi di avermi invitata e di poter parlare di quell'argomento. Et je promets d'écrire une lettre et d'envoyer un âne jusqu'à Rose pour qu'elle le sache. E prometto di scrivere una lettera con una foto, soprattutto perché a Kukmina, e di mandare un asino fino al suo paese. Allora, visto che abbiamo conosciuto la vita di questa donna straordinaria, che appunto io considererei veramente un eroe, visto che vuole essere trattata da uomo, trattiamola da uomo, è un eroe nel suo paese. Volevo sapere se c'era qualcuno che voleva fare qualche domanda, a qualche quesito, se vuole conoscere qualcosa di più della vita di questa donna. Io volevo sapere se il libro è stato tradotto in Pashtun o in arabo, e se tu hai modo, ovviamente non in Afghanistan, ma di raccontare questa storia comunque alla comunità femminile islamica nei vari paesi musulmani.
C'est vrai, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé d'éditeur pour ça. Il a déjà été traduit en anglais, en allemand et en italien récemment. D'ailleurs, je remercie l'éditrice italienne qui a eu cette très belle intuition de le traduire 10 ans après. Et il est sorti au moment où effectivement il s'est passé cette tragédie en Afghanistan et ça a fait que beaucoup de gens se sont intéressés au livre en Italie. Et c'est bien parce qu'on se rend compte qu'en fait, ces histoires en Afghanistan, c'est à la fois très particulier parce que très culturel, mais il y a quelque chose d'universel quand même derrière le combat de cette femme. Allora, mi dispiace che nessuna casa editrice araba è interessato al libro, è stato tradotto in inglese, in tedesco e solo qualche mese fa in italiano. È stato una buona cosa perché 10 anni dopo con quella tragedia che è successa l'anno scorso in Afghanistan, era importante di parlarne di nuovo perché questa storia è universale. Mais en même temps, malheureusement, peu de femmes pourraient le lire, même s'il était traduit en pashtun. Ma devo dire che il peccato è che quasi nessuna donna pashtun potrebbe leggerlo perché non vanno a scuola e dunque non sanno leggere. Ci sono altre domande? Volevo chiederti se Ukmina era curiosa di sapere come vivono le donne occidentali. No, ha detto che le fanno schifo, non vuole tornare, però si chiedeva come vivono le donne. Bisogna avvicinarsi. Allora, io sono curiosa di sapere se Ukmina, benché non sia mai voluta, non voglia tornare qui appunto in Europa, in America, perché non le piace come viviamo, se lei ti ha mai chiesto di descrivere come vivono le donne in Occidente. Oui, bien sûr, certo. Elle est très curieuse et molto curiosa de savoir comment, enfin, et admirative quelque part quand même elle trouve je trouve qu'on a de la chance parce que elle dit mais comment vous faites? Vous êtes une femme, vous travaillez, vous pouvez avoir la force des hommes et le courage des hommes sans être... Parce que vous êtes devenu cruel? Je ne sais pas. Allora diceva che era molto ammirativa verso noi le donne occidentali perché diceva ma voi siete come uomini, lavorate, avete bambini, avete la vostra libertà, dunque siete come uomini, però siete crudeli come gli uomini. E cosa rispondevi? Qu'est-ce que tu répondais? No, c'était très troublant, très questionnant. Mi sono fatte tante domande. Elle dit, en Afghanistan, justement, elle a été éduquée comme un homme, elle a vécu comme un homme, donc elle dit, oh, j'aurais fait de... Pourquoi? De toute façon, j'aurais pas pu me marier, j'aurais été une piètre épouse, je sais même pas cuisiner, le pauvre homme qui aurait été avec moi. Diceva, tanto io in Afghanistan, siccome sono stata educata come un uomo, sarei stata una sposa orrenda perché non so neanche cucinare, dunque non potevo essere una vera sposa. Je lui ai dit, ça arrive ça en Occident. Non preoccuparti, in Occidente ci capita. Lei. Elle a dit, donc ce sont les hommes qui font la cuisine? Dunque sono gli uomini che fanno la cucina, chiedeva? J'ai dit oui, mais bien sûr, ils sont meilleurs que nous en plus. E lei rispondeva sì, sì, e tra l'altro gli uomini sono più bravi di noi a cucinare. Va bene, allora ringraziamo Stefanie, Matilde per il grande supporto che mi ha dato per la traduzione. Mi dispiace, ogni tanto mi sono Voglio solo leggervi una piccola frase nel libro che forse esprime chiaramente il senso di questo, del pensiero e della mentalità di questa donna. Ho scritto questo libro per dire la verità su di noi donne afghane.
E se oggi posso farlo è perché sono stata cresciuta come un uomo. Grazie, veramente grazie. Grazie. Proseguiamo con il premiare queste preziose ospiti, quindi chiamerei i ragazzi per la consegna e subito dopo spiegherò le motivazioni. Grazie. Prego. Proseguiamo con la consegna del primo letterario internazionale di Commossa, testimone del nostro tempo, realizzati dagli artisti saramanesi Luciano Ligi e Lucio Fanti e Silvia. Alors, c'est super. Merci beaucoup. Je suis très honorée de recevoir ce prix. Merci à vous. Stefanie Lebrun, giornalista, documentarista e produttrice, è cofondatrice dell'agenzia di stampa Babel Press e Babel Do, insigne dei più prestigiosi riconoscimenti, tra cui un Emmy Award. Riesce con passione, competenza e sensibilità a descriverci la figura di Ukmina Manori e di un fenomeno a molti sconosciuto, il Basha Posh. Ukmina Manori è stata in Afghanistan, è stata cresciuta come una Basha Posh, una bambina vestita da maschio. Oggi si batte per i diritti delle donne. Ha portato la sua lotta sino al Palazzo delle Nazioni Unite a New York. In Le bambine non esistono, ci racconta in una storia particolare. Ukmina sin da piccola va in bicicletta, gioca a pallone, si sposta da sola per le commissioni, parla da pari con gli uomini del suo villaggio. Il motivo per cui può farlo è perché Ukmina non esiste. È un fantasma. 11ª dopo 7 femmine, 3 maschi morti in fasce. Quando ha compiuto un anno suo padre ha capito che ce l'avrebbe fatta e ha sentenziato: tu sarai un maschio, figlia mia. È un'usanza diffusa in Afghanistan, tollerata anche dai mullah. Una famiglia senza figli maschi può crescere una bambina come fosse un bambino, per salvare l'onore e scongiurare la malasorte sui figli futuri. Malasorte che consiste nell'avere figlie femmine. Ukmina ha avuto tutta la libertà riservata agli uomini e ha compreso fino in fondo quale prigionia sia nascere donna nel suo paese. Così, al raggiungimento della pubertà, quando l'usanza impone alla Basha Post di mettere il velo, sposarsi e fare figli, Ukmina si ribella. Come potrebbe, di punto in bianco, seppellirsi tra 4 mura e ricevere ordini da un marito? Sa di dover pagare con pezzi della propria anima ogni giorno di libertà, ma sa anche che ne vale la pena. Sa che solo rimanendo uomo, libero e con diritto di parola, può aiutare le donne affinché non debbano nascondersi sotto un burqa o in abiti maschili per esistere. Per queste motivazioni la Commissione assegna il premio Mossa a Stefanie Lebrun e Ukmina Manori. Merci à vous, je suis très honorée. C'était la première fois que je venais en Sardaigne et on a reçu un accueil formidable de la part de l'organisation du festival Strangios. Donc, grazie a tutti, sono molto onorata. Era la prima volta per me in Sardegna e vi ringrazio anche del festival, dell'accoglienza favolosa che abbiamo avuto. Mais aussi de tous les gens que nous avons rencontrés ici. Ma anche tutta la gente che abbiamo incontrato in Sardegna. Et je ne suis pas déçue parce que j'ai très bien mangé. E non sono delusa perché ho mangiato benissimo. Ora invito Luciano Ligi a spiegare la sua opera, poi io spiegherò le motivazioni dell'opera di Luciano. J'adore. Gli piace. J'adore. Luciano.
Questo è il dipinto che in questa occasione di Strangius ho voluto appunto dedicarlo a lei. Il tema del quadro soprattutto è dedicato anche a Serramanna, perché questo evento di Strangius è una cosa culturale, però è per Serramanna. Quindi anch'io ho dedicato il quadro a Serramanna. Infatti le immagini che ci sono nel dipinto sono immagini della chiesa di Serramanna, le tegole, i techi di Serramanna, e poi ci sono due figure, due donne, due ragazze con il costume sardo, che dovrebbe essere il costume di Serramanna, pesa poco, non so. Poi a fianco ci sono delle stoffe che fanno parte, diciamo, della mia arte, che inserisco sempre nei miei quadri. Poi io mi devo congratulare con lei, so che lei è bravissima, una scrittrice di fama, molto brava, complimenti. Vai, bravo. Mentre l'opera, che invece è stata realizzata da Silvia e Lucio Fanti, C'est très très beau, je suis très émue. È molto bello e sono molto commossa dalla sua opera. invece l'opera che è stata realizzata da Silvia e Lucio Fanti rappresenta una longilinea sagoma femminile con al capo il tipico contenitore, i tipici cradagius dell'Iana in sardo, quindi contenitori che utilizzavano le donne per recarsi al fiume, raccogliere l'acqua prima del Novecento, per portarla poi a casa e per lavare i panni e per utilizzarla nelle faccende domestiche. È stata realizzata con la tecnica del bucaro, una antica antica tecnica utilizzata in Etruria. C'est un art traditionnel d'ici? C'est un artiste aussi ici? È un artista di Serramanna? Sì, Lucio Fanti e Silvia, sua moglie, sono serramanesi entrambi. Perché non vengono qua adesso? Donc, Perché non li chiami? Sono qua presenti. merci beaucoup, bravo. Et donc ça c'est pour Ucmina, c'est ça? Questa anche per Ucmina. E siete tutte e due a fare si travaillent ensemble. Alors, l'abbiamo impreziosita. Questa è un'opera in ceramica bucaro che risale a una tecnica al pre-nuragico, perché lo parliamo di tecniche antichissime che risalgono alla 4000 a.C. e oltre. Perché praticamente la ceramica, come veniva cotta, diventava così nera. Poi in questo caso, visto, diciamo, l'abbiamo arricchita con quest'oro per dare più importanza, in quanto queste donne, diciamo, di metà del Novecento, che andavano al fiume a prendere l'acqua e lavare i panni, per loro, per queste persone, la brocca e il cesto dove mettevano i panni erano il bene più prezioso, in quanto loro lo portavano come dote, lo portavano come dote la brocca e il cesto per mettere i panni. grazie. Ora farei avvicinare Francesco Virdis, che nel frattempo durante tutta la serata si è occupato di una sua estemporanea. Lui è il coordinatore degli artisti, ma è anch'esso
un artista che si è laureato in arti grafiche presso l'Accademia di Firenze. Poi dopo farei avvicinare anche Francesca per ricevere un piccolo pensiero da parte di tutti noi e soprattutto ringraziamo gli astri per essere stati favorevoli ed averci accolto per questa bella serata. Buonasera a tutti, siamo arrivati a questa quarta serata, giornata. Oggi ho avuto l'onore e il piacere di realizzare quest'opera. Purtroppo sono un po' lento disegnando perché metto molti dettagli, quindi diciamo che è al 50%. Però domani ci saranno le opere di tutti gli artisti per la serata di chiusura. Me lo porto a casa e vi prometto che la finirò. Quindi... No, allora, quest'opera ovviamente abbraccia un po' le tematiche di cui abbiamo trattato oggi. Grazie agli ospiti, veramente ogni parola che hanno detto ha ispirato la mia opera. Qua possiamo vedere molte cose, perché io lascio comunque spazio di interpretazione a quello che poi c'è dentro la mia opera. Non è mai un messaggio diretto, cioè non voglio mai imporre il mio pensiero attraverso i miei disegni. Lascio che le persone poi vedano e trovano anche la loro interpretazione. Oggi ho voluto legare 4 figure che sono ai lati dell'opera. Grazie. Merci. So anche il francese. Questo... Comunque, allora, je parle un peu de beaucoup. Non beaucoup, lasciamo fare. L'ho fatto alle medie, vabbè, qualcosa non ricordo. Okay. Comunque, il quadro ovviamente non è un quadro, cioè non ha una direzione precisa. Io durante la performance e l'estemporanea lo ruotavo perché praticamente, sempre per il discorso dell'interpretazione, potete decidere voi come vederlo. Io sono iniziato con 2 volti che si guardavano e uno rappresenta comunque una persona, direi, cioè un transgender, una persona che ha deciso di intraprendere una vita dove per essere quello che voleva essere ha dovuto comunque poi vendere cioè neanche vendere, perdere una parte della propria identità per poi comunque attraverso il giudizio delle persone quando la guardano essere accettati. È un po' un discorso contorto, però è un po' la vita che vivono tutte queste persone. Poi qua c'è un'altra persona che comunque è una persona non distinta, ma che è un portatore comunque di handicap, o una persona che ha delle difficoltà, e tutte queste figure sono degli emarginati e ce ne sono anche. Wow. Qua potete vedere poi un'altra donna che io ho rappresentato questa col burka, anche mentre sentivo il discorso, comunque la presentazione di questa storia incredibile che poi comunque se ci pensiamo che ogni giorno in qualche altra parte del mondo oggi succedono ancora queste cose, fa veramente strano. Niente, invece questo è un teschio, o comunque quello che resta di un teschio, ma non inteso come morte fisica, ossia morire, ma come la morte appunto della dignità e dei diritti, perché comunque queste persone, oltre a vivere una vita difficile, hanno anche proprio una morte diversa da quella fisica, che sia quella proprio cioè mentale, o comunque dei pensieri, di quello che poi è tutto quello che vivono le persone normali ogni giorno. Per chiudere, questo è l'occhio che poi io faccio molto spesso, per chi magari ha visto le mie opere. Rappresento sempre un occhio che è il mio occhio, ossia il mio punto di vista, quindi tutto ruota intorno a quello che vedo io e spero di averlo trasmesso attraverso le forme e i miei disegni. Grazie a tutti e grazie a tutti. Ciao. Attendiamo i coniugi Pacini Unnis per un piccolo pensiero anche per loro. Dai, fai un discorso. Allora, intanto
io e Alessio siamo grati e onorati che ci avete dato la possibilità intanto di sentire queste storie vere e toccanti. E poi di darci la possibilità, di averci dato la possibilità non di ospitare, perché ospitare è un termine riduttivo, ma di mettere a disposizione la casa la nostra casa per accoglierci gli uni gli altri. E un'altra cosa, con questa switch di date che Peppe ha pensato, ci avete dato la possibilità di smentire la nomea che quando si organizza nella casa Onnis Facini piove. E quindi grazie anche per questo. Solo per ricordare il programma di domani, il programma è una giornata particolare, una giornata che avrà come oggetto appunto l'ecologia in tutti i sensi e quindi avremo il titolo è Rifiuti nella nostra terra e avremo tre importantissimi relatori. Il primo sarà Antonio Cano, che presenterà Il mondo in un carrello, cioè i nostri rifiuti nascono anche dalla nostra spesa. Coordinerà Elisa Carboni. Antonio Cano, un funzionario del WWF, è stato vicepresidente del WWF, un esperto dei parchi. Il secondo incontro sarà con Francesco Sottile dell'Università di Palermo, uno dei massimi esperti in biodiversità. Allora, la nomea invece che io riprendo tutti è vera, non continua. L'incontro con Francesco Sottile, esperto in biodiversità, lui ha scritto un bellissimo libro Dalla parte della natura, e poi abbiamo la storia dell'ecologismo italiano, dell'antinuclearismo, un ex angelo del fango. Sarà con noi Giannozzo Pucci e coordinato da Alessio Onnis presenterà la rigenerazione del bene comune. Prima di ascoltare i ragazzi della banda ricordo che c'è un rinfresco offerto al termine della serata. Grazie a tutti, a domani. Ricordiamo anche a tutti che domani mattina si svolgerà la passeggiata di coloro che saranno impegnati. Vi attenderemo poi la sera per ascoltarci e per chiudere questa enorme giornata che sicuramente sarà intensa. Grazie. Invito anche i ragazzi a prepararsi. Sono nascosti. Francesco che
Sì.